Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo dell'ultima spiaggia e metteremo bene a fuoco come mai dico questa parola qua. Però prima di iniziare la nostra pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e di iscrivervi anche ai nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera Hildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito. In più vi voglio rammentare che se volete fare delle domande gratuite, ripeto gratuite, potete venire nel canale YouTube mercoledì sera alle 20:30, mercoledì sera alle 20:30, dove il vostro Marietto Veneziano, coadiuvati da Hildegarda, tiene mezz'oretta di live gratuite, oppure al sabato alle 3:30 per delle live gratuite sempre al canale del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che se volete fare le domande dovete essere iscritti al canale. Se no, ogni consulenza in PVT sono 20 euro pagabili tramite PayPal. Non contattatemi in PVT per consulenze gratuite. Bene, adesso iniziamo questa pillola. Capita spesso che alcune persone, quando contattano il vostro Marietto Veneziano, purtroppo sono alla frutta, cioè le hanno provate tutte e tentano l'ultima grande risorsa, l'ultima carta. Arrivano praticamente con tantissime cicatrici e ferite spirituali ed economiche e praticamente sono allo sbando. Magari dopo 20 anni di tribunale, chiaramente hanno ragione, però purtroppo hanno sempre scelto il canale sbagliato per poter perorare la loro causa. Questo perché? Perché per mancanza di conoscenza. La prima volta che ho sentito un grandissimo esoterista dirmi sciocco, cioè lui mi ha detto un'altra parola sinceramente, sciocco, le persone intelligenti non prendono gli avvocati ma vanno dai maghi, avevo 23 anni e non potevo crederci. Io lo guardavo e pensavo, ma questo qui sta proprio svalvolando. Prima di tutto non sapevo chi era nella realtà, perché si era presentato come una persona semplicissima, ma poi non credevo a queste cose qua. Tanto sta che se anche avevo qualche, dono o intuizione, non credevo che la gente andasse dagli esoteristi. Questo per mia mancanza di conoscenza e mancanza anche di conoscenza dell'apparato giudiziario, perché in alcuni casi, e in piccoli casi, molte volte la giustizia non abita nei tribunali, in altri invece sì. Diciamo che c'è un bel 80% di tribunali che lavorano con giudici e avvocati di prima qualità e c'è una percentuale un pochettino così che lavora di combin. E allora in questo caso qui bisogna per forza trovare delle soluzioni indolore, eleganti, e quando dico eleganti proprio dico raffinate, in modo che le cose vadino a posto da sole. Altrimenti si perde tempo, denaro, ci si ammala e si vive una vita di qualità inferiore alle aspettative. Molte volte ho sentito casi veramente disdicevoli e raccapriccianti, e però purtroppo se la persona non si fida e non ha le conoscenze per raggiungere un bravo esoterista, chiaramente di conseguenza avrà una vita molto dura, perché quando si entra in questi labirinti della giustizia, il pesce più grosso mangia il più piccolo, quindi c'è poco da fare. Quelli della serie se Dio esiste, la giustizia è qui e di là. Purtroppo in alcuni tribunali Dio l'hanno lasciato fuori dalla porta. Parlo di tribunali perché sono le cose più lampanti, no? Comunque, cari amici, il Marietto e la Hildegarda non sono l'ultima spiaggia, però sta di fatto che alcune volte, anche negli anni passati, arrivavano clienti che erano veramente logorati da lotte intestini con parenti, con tribunali, con
con tantissime situazioni veramente disdicevoli che se avessero raggiunto il Marietto veneziano o qualche anno prima, molto probabilmente avrebbero avuto una vita, non dico di lusso, ma sicuramente meno in salita. Quindi dovete sempre pensare che è vero che la giustizia terrena esiste, però in alcuni casi bisogna dargli una spinterellina per fare in modo che la cosa poi vada nella giusta direzione, altrimenti se beccate la strada sbagliata rischiate anche di cadere dentro una buchetta e poi ci si fa la bua. Quindi, cari amici, dovete sempre pensare, e ha ragione quel mago, quel grandissimo esoterista a livello mondiale che mi disse quella volta: ricordati, le persone intelligenti non vanno dai carabinieri o dai giudici, ma vanno dai maghi. E la maggior parte delle cose vengono risolte con la magia. Allora io ero giovane, ignorante, non c'erano i vari social che spiegavano certe cose e quindi di conseguenza era anche, come si dice, scusabile. Oggigiorno basta che uno prende Google e fa un paio di ricerche, se è un attimino attento riesce a trovare delle valide soluzioni. Poi un'altra cosa importante è che il vostro marietto, alcune volte ricevo proprio delle richieste un pochettino da gente ingenua, e nel senso ricevo: senti, ho bisogno di una consulenza privata, io gli dico il mio preziario e questa persona pensa che la dovevo fare gratis. Allora il vostro marietto non ha tempo da perdere. Se il vostro, cioè voi dovete pensare che le vostre situazioni sono cose che devono essere prese con la massima sensibilità e la massima competenza, i vostri problemi chiaramente. Se voi andate dalla massaia che non sa cosa fare e fa 2 giri di Sibilla, 2 giri di tarocchi, tanto perché fra una sigaretta, una torta, un lavaggio di piatti vuol perdere tempo, è bellissima questa cosa qua, ma se volete qualcosa di serio, in cui volete vedere dei risultati certi nel senso, rapportate sempre il vostro karma, perché alcune volte mi contattano persone che effettivamente ormai sono alla frutta e quindi chiaramente aiutarli, sì, si può fare ancora qualcosa, però la cosa purtroppo diventa in salita perché sono arrivati un po' troppo tardi. Quindi se voi volete contattare il vostro marietto dovete avere per forza il conto PayPal, perché sennò dovete girare a largo, e sapete che la prima consulenza è 20 euro, altrimenti non fatemi perdere tempo a leggere certi messaggi che purtroppo vi fanno perdere tempo a voi e a me. Io di tempo non ne ho da perdere perché ho altri clienti che capiscono la cosa e vogliono migliorare. Se voi volete cercare massaie e perdi tempo, siete benissimo, come si suol dire, liberi di farlo, ma non bussate mai alla porta del marietto. In più vi voglio ricordare una cosa: i miei clienti si agganciano alla mia cellula energetica e voi non ci crederete, ma a livello energetico restiamo in un certo senso collegati in senso positivo. Quindi tutte le protezioni che ha il vostro marietto, di conseguenza e di rimbalzo, molto probabilmente influenzano anche queste persone. Bene, cari amici, il vostro marietto è finito qui. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.